un momento importante, questo si riprende, diciamo, in vista anche dei morti, si riapre il sacrario, è un luogo, diciamo, al di sopra di ogni credo politico, religioso o quant'altro. Sì, finalmente dopo un decennio di vergognoso silenzio siamo riusciti a riaprire il sacrario grazie all'intervento del commissario Norcaduti, il generale Polè e i suoi collaboratori. Dopo 2 anni di interlocuzioni, di sopralluoghi ai quali sono stato sempre presente, sono iniziati i lavori, da poco che sono stati terminati, abbiamo realizzato tutto quello che voi vedete qua, abbiamo messo 2 pennoni con le 2 bandiere italiane e penso che questa è una cosa fondamentale per una città. Io ho riaperto e ridato alla mia cittadinanza un monumento di un alto valore storico, culturale, artistico, religioso, e poi lasciatemi dire, la memoria è fondamentale per i nostri figli, per far capire cosa vuol dire cadere in guerra, per far capire il disastro che la guerra realizza. Qui abbiamo 156 caduti in guerra, 12 della prima guerra mondiale, 144 della seconda guerra mondiale. Ricordarli e onorarli penso che sia un dovere di tutti i cittadini. Si riconsegna alla memoria cittadina, alla memoria collettiva, un luogo significativo, un luogo degno per accogliere, si usa dire, i resti mortali, ma qua non si tratta solo di resti mortali, si tratta di accogliere in un monumento degno di questo uomini che sono morti per la realizzazione di un sogno, quello della pace. Una pace che tarda a manifestarsi. In questo frangente che stiamo vivendo, anzi sembra che si facciano passi indietro, ma questo, ripeto, è un momento significativo per la nostra città, ma per tutte le forze armate. La memoria dei caduti rimane occasione per fare silenzio. Io sono convinto che nel silenzio si comprendono tante cose importanti che nel vociare continuo che c'è dappertutto si possono smarrire. Io penso che le riaperture dei sacrari, a parte questo di Agrigento, sono tutte importanti, perché per noi sono luoghi sacri dove vengono custoditi uomini, soldati che hanno dato con il loro massimo sacrificio la possibilità a noi tutti di vivere in una Repubblica democratica e libera. Sicuramente hanno un particolare significato, sono luoghi, dicevo prima, sono luoghi sacri. Quindi sicuramente, essendo per noi luoghi sacri, noi ci teniamo particolarmente alla memoria che dobbiamo lasciare ai giovani, che sono gli unici testimoni di questa grande possibilità di ricordare e di ricordare sempre la nostra libertà. E lo hanno fatto per noi, quindi sono luoghi sacri, quindi rimaniamo nella sacralità del posto.